Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, con la morte politica di Macron, che ormai è solo una questione di conto alla rovescia, sapete che l'8 settembre il primo ministro François Bayrou, il sesto nominato in questa stagione politica da Macron, si presenterà davanti all'Assemblea nazionale per un voto di fiducia che sembra più un'esecuzione politica, visto che l'unico partito che ha dichiarato di votare la fiducia a Bayrou sono i socialisti. Ovviamente non la voterà il Rassemblement National, non la voterà la sinistra di Mélenchon, non la voteranno i Verdi, insomma ci si avvia verso l'eutanasia dell'ennesimo governicchio di laboratorio imbastito negli uffici dell'Eliseo, ma questa annunciatissima morte politica di Macron corrisponde anche alla morte intellettuale di una categoria, ed è il caso di dirlo, visto che sono coloro che ci fanno ogni giorno la lezione sullo scibile umano, nonostante le cantonate in serie prese. Il nome di Macron evoca la cantonata maggiore presa da questa categoria. Questa categoria sono gli esperti, gli analisti, i commentatori mainstream, i giornaloni seri, giù fino ai presentatori alla page come Fabio Fazio, che in una famosa intervista a Macron disse che per lui la capitale d'Italia era Parigi, c'è un livello di piaggeria inesplorato, diciamo, ma al di là di Fazio, più seriamente, tutti, il 99% di questi espertoni in questi anni cosa ci hanno raccontato? Ci hanno sventolato Macron come esempio di sapienza tecnico-amministrativa, il frutto dell'ENA, della grande école francese, rispetto ai vari populismi cialtroni italiani che si aggirano nel bel paese e che avevano appunto il torto di ricevere consenso dagli italiani, magari partiti diversissimi tra loro, ma tutti cialtroni, perché l'esempio era Oltralpe, perché Oltralpe regnava la sapienza di questo filosofo prestato all'arte di governo, e c'è stato tutto un romanzo, una macroniade trascinata in questi anni, per cui ci è stato detto da un lato che rappresentava la nuova veste della sinistra illuminata del nuovo millennio, appunto tecnocratica, d'establishment, assolutamente aderente al verbo eurocratico, e che avrebbe appunto spalancato magnifiche sorti progressive al riformismo contemporaneo. L'hanno definito padre dei riformisti Macron, al termine dei suoi mandati presidenziali. In Francia i partiti che hanno più consenso sono un partito nitidamente di destra, moderna, nazional-conservatrice, non becera, come l'Assemblement National, e un partito nitidamente di sinistra, a nostro giudizio pericolosamente islamo-gauchista, come appunto la France Insoumise di Mélenchon. Il riformismo di Macron, se mai esistito, si è accartocciato palesemente su se stesso. Ce l'hanno ovviamente recentemente dipinto anche come l'alfiere di una Europa appunto illuminata, di un'Europa in grado di svolgere un ruolo autonomo e perfino antitetico rispetto all'alleato americano. Ci hanno venduto, ci vendono ancora oggi sui giornaloni Macron come capofila di questi volonterosi che sarebbero le potenze europee in grado di fermare la guerra e di incutere il timore della deterrenza a Vladimir Putin, grasse risate a Mosca, purtroppo, perché la deterrenza a Putin va assolutamente imposta, ma piaccia o no la può imporre solo un signore in questo momento storico, sì, si chiama Donald Trump.
e quindi tutte le celebrazioni di questo Napoleone inverosimile 5.0 che sta vedendo tutte le sue iniziative frustrate. Sostanzialmente non è neanche al tavolo della diplomazia l'ipotesi di Macron. E poi c'è la beffa finale, per cui dopo anni di appunto analisi comparate tutte a favore del philosophe dell'Eliseo, i giornali francesi, compreso quelli vicino a lui come Le Monde, ci dicono che i fondamentali economici della Francia sono stati ormai raggiunti, se non superati, dall'Italia, che oggi, dice Le Monde, è ritenuta più affidabile sui mercati finanziari, che ha contenuto il deficit sotto il governo Meloni con una grande incisività del ministro Giorgetti, mentre il deficit in Francia è esploso. Quindi il super tecnico competente che deve tenere sotto controllo le finanze pubbliche invece le ha fatte esplodere, dicono i giornali che lo sostenevano. La situazione sociale in Francia è scollatissima, i servizi dicono che è un paese ormai a serio rischio islamizzazione, e poi c'è questa atmosfera plumbea, questa sospensione de facto della democrazia, per cui Macron ha allestito appunto governicchi in serie, sempre per tenere fuori dai giochi decisionali il partito che oggi nettamente esprime la maggioranza della preferenza dei francesi, il partito di Marine Le Pen. Capite che dopo questa parabola iperfallimentare, dopo l'8 settembre, Macron probabilmente dovrà andarsi a nascondere da qualche parte, sicuramente devono andare a nascondersi tutti gli espertoni nostrani. Grazie a tutti, a domani.